Ed ora parliamo di turismo, si chiama TUEast ed è un neonato consorzio di operatori turistici del Friuli Venezia Giulia che si propongono di catturare nuovi visitatori e clienti stranieri dall'Austria agli Stati Uniti facendo leva su proposte inedite. La sede del nuovo consorzio è a Valvasone. Tino Zava. In ossequio a una terminologia internazionale ormai consolidata in questo campo, mentre EAST individua evidentemente il raggio d'azione di una trentina di operatori che si sono messi assieme per ampliare la clientela in visita qui da noi, puntando soprattutto sui paesi di lingua tedesca ma anche su America e Nord Europa. Ci sono poi le zone twist, dal concetto di girare, muoversi, che nella fattispecie riguardano Alpi, Dolomiti fino all'Adriatico. Del neonato consorzio fanno parte operatori di Lignano, Grado, oltre che dell'intera asta del Tagliamento. In cifre rappresentano 1100 posti letto in strutture ricettive e altri 1500 in appartamento, oltre che centinaia di posti bus e camper. Si va dalla dimora di charme all'agriturismo, passando per aziende agricole e agenzie di viaggi. I workshop sono stati negli ultimi anni, quelli organizzati dalla Promoturismo FVG, i mezzi assolutamente più importanti e più idonei. Poi non nego che prendere la macchina, andare a visitare porta a porta gli operatori più grossi di questi mercati è sempre il riscontro più importante, molto più importante che non qualsiasi azione su internet. Un sistema di impresa attraverso cui scoprire il territorio regionale nei suoi aspetti più noti come anche in quelli più misteriosi e nascosti, attraverso un mosaico di occasioni in cui trovano posto storie, natura e cultura, gastronomia e sport. La sede è a Valvasone, incantevole borgo che già di per sé vale una visita.